Eliminata la lettera F, i risparmiatori potranno fare le azioni legali, le Iene non le abbiamo viste stamattina, magari le vedremo nei prossimi giorni e vi comunicheranno questa cosa, visto che l'avevamo detto all'associazione anche prima di incontrarle, c'erano problemi con la Commissione europea e ieri li abbiamo eliminato, vediamo se qualcuno si farà vivo. Sono qui a fare questo video non per raccontarvi questa cosa che sicuramente avrete letto su tutti i giornali, sono stati video anche dei colleghi, ne ha parlato Luigi Di Maio, ne ha parlato Riccardo Fraccaro, ma vi faccio questo video per dirvi che non è solo questo l'intervento, ci sarà un intervento più importante che stravolgerà totalmente il metodo di partecipazione al ristoro, sarà molto più semplice, ma non lo abbiamo fatto oggi per un semplice motivo, non l'abbiamo fatto oggi perché dobbiamo ancora fare l'ultimo confronto con le associazioni, ci teniamo, lo abbiamo detto, abbiamo un rapporto costruttivo, abbiamo costruito con loro in questo periodo, anche se è sembrato qualcuno ha voluto far apparire chissà che tipi di asti o problemi tra noi e le associazioni. Fatto sta che stiamo ancora ricevendo delle richieste di modifica, non su questo nuovo testo, ma sul testo che già è presente in votazione in legge di bilancio, e quindi vogliamo vedere se qualche altra cosa, qualche altra aggiunta si potrà mettere in questa nuova modalità di risarcimento che stiamo mettendo in piedi. Quindi non è solo quello che abbiamo fatto ieri, state tranquilli, finora tutto quello che abbiamo detto lo abbiamo fatto, e attendete un'altra settimana e avrete delle bellissime sorprese. Un caro saluto e aiutateci, perché lo vedete che tipo di attacchi stiamo subendo in questo periodo, molti chiaramente strumentali, esasperati, esagerati, e non possiamo attaccare la libertà di stampa, non possiamo attaccare la stampa, sono assolutamente d'accordo su questo. Ciò che vince, ciò che veramente può sconfiggere questo modo particolare di fare informazione è la cultura, è la nostra forza, cioè quello di riuscire a capire noi quando ci stanno prendendo in giro, approfondire un po' di più quando si sente qualche notizia, e state tranquilli che certe informazioni non potranno più farle passare. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più.